sono Francesca, la contatto da parte di Cofidis, cioè quel signor Sinisi Vittantonio. Mi E dica, lei? mi dica. Sì. Buongiorno Vittantonio, la stiamo contattando perché ha utilizzato con noi un servizio di credit line e abbiamo il piacere di riservarle un prodotto del tutto innovativo. Ha un paio di minuti così le spiego di che cosa si tratta? No, no, senta, non sono interessato in questo momento, ok? Non si tratta né di un finanziamento né di un prestito, signor Vitantonio, è proprio un prodotto a sé che abbiamo il piacere di presentarle. No, Se magari già adesso occupata ho la un ricontattiamo altro. in un altro No, ne momento. ho già un altro di prestito, quindi basta così. Appunto, non si tratta né di un finanziamento né di un prestito, è proprio un prodotto a sé. E di che cosa sta parlando? È una tutela personale che in caso di incidenti ci va a tutelare 24 ore su 24 ovunque ci troviamo, Ah, ok, in collaborazione ho capito. con la MetLife, che è un'assicurazione americana, che si chiama Ogni giorno protetto non stop. Lei, signor Vita Antonio, se posso chiedere di che cosa si occupa No, lavorativamente senta, parlando? allora non ne nascondo che Midlife ho avuto già a che fare, ma è una cosa che non mi interessa perché questa cosa qua ho provato a riscattarla per un mio parente, ma non è andata bene, quindi preferisco evitare. Quindi non mi dispiace, ma lasciamo stare. Per quale parente, signor Vita Antonio? È un nonno, un mio nonno. Che aveva Sì, una seguivo una polizza vita? polizza e Shake. Che te preparazione con te? non Oh, hanno risarcito. È già ok, questo qua comunque 11, si ne è tratta entrato di una 9 ancora polizza nella in macchina. caso infortuni e signor Vito Antonio che va a ricoprire la sua persona fisica. No, senta, Ok, lasciamo stare, per favore. Ok, va bene, non la disturbo oltre niente. allora signor Ok, Vito Antonio. Le salve. auguro una buona giornata. Anche a lei, salve. Oh, voglio un gel. Dove state? Sì, sì, ma sei in officina? Officina? Chi c'è in officina? E prima c'era Simon, ora non so dove sta. Tu sei con Mollica? Ora sì, ora sì. Poi serve uno stage. Non lo so, voglio venire io. Stiamo girando ora, vediamo se lo troviamo.
Oh raga, a me serve una pistola e dei colpi. Poi aspettate, no? Siamo in rapina. Ok, ok. Oh, che dice Renewal? Oh, Ecco, ragazzi, Questa è decidi. bella, oh. sì, sì. Ostaggio. Come va? Aspetta un attimo. Ah, ok, ciao. Quindi Bene, col bene, lavoro bella ancora sta. fermo? Quel lavoro è ancora fermo, sì. Mo' ho fatto. Intanto ho approfittato per fare un po' di cose, documenti, qualche rapinuccia, Ah, ok, un po' di esperienza, insomma. ho capito, ho capito. Sul lavoro niente, mi tocca ritornare dagli sbirri perché non becco mai nessuno. È vero. Vabbè, ma ai carabinieri non ci sta mai nessuno, dici? Troppa rapina in No, in corso. realtà non c'è sta mai nessuno che mi può fare il servizio dell'HCCP. Ah, lì al coso, al Ci provo desk. io. Yes, yes. Ma ti conviene chiamare prima, magari, sai, ti presente qualcuno. Eh sì. E niente, se ti serve qualche lavoretto da fare, Vai, va. Sto insomma, solo. sono sempre disponibile. Vabbè, dai, quando capita, sai, soliti lavori, non è male. E vedo un attimo, perché sinceramente è qualche giorno che sto fermo, che ho avuto un Mhm. problema qua in città e quindi non voglio rischiare. Quindi preferisco stare Ah, un ok. attimo fermo che loro mi riducono la pena e poi vediamo. Mhm. Ah, ok, 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 Ah, quindi niente, tocca sta buono. sì, là poi c'è da attendere 5-10 giorni, vediamo, ma 5 giorni penso bastino. Dovrebbe andare bene? C'è stato buoni propositi? Eh sì, sì. No, devo fare la richiesta dopodomani poi per vedere appena me l'accettano mi tolgono, diciamo, le sanzioni, ecco. Ah, ok, ok. E Ancora te non è invece? partito, Senti, però. io niente, No, volevo non è arrivata modificare la la macchina, polizia. che c'ho ancora Mm, quella Twingo de merda. Solo ok. l'ostaggio. Conosci Eh. qualcuno che si vende qualche mezzetto usato in buono stato, insomma, che camminicchia? Oppure una Velox? Eh, Senti, ma l'usato non hai mai dato un'occhiata? No, Allora, ancora no, me l'hanno là ci sono consigliato. sempre macchine a buon prezzo, cioè meno dei concessionari. Però che io sappia ora non ci sono. Aspetta, vediamo. Ma sull'app mercato Ah, pure. no. Sì. Vabbè, insomma, però bisogna vedere un Boh, attimo. minchia, €1. Mm. Audi rubata. Bisogna vedere se ci Ma scusa, sono. ma poi ti volevo chiedere una cosa, infatti, mi sei venuto pure in mente, Dimmi. ma lì al lavoro è cambiato il proprietario, quell'amico tuo? Perché l'altra volta beccavo un tizio che era uguale a lui là dentro, però. All'officina? No, Al bar? al pub, sì, sì. Senti, che io sappia, il proprietario non è cambiato perché se cambia il proprietario significa che voi perdete tutti quanti il lavoro. Ah, ok, ok, Quindi penso sia sempre lui. Però è da un po' che ok, non lo ok. vedo. No, è un po'. Sì, infatti è un po' no, comunque, boh. Vuoi qualcosa da mangiare? Bere? Ah, se c'hai un paninetto, volentieri. Sì. Ok. Grazie, bro. Niente, niente. Boh, tu quando vuoi, fra, tranquillamente chiamami, vediamo. Io ti ho detto per qualche giorno devo stare fermo, ma appena posso vedo di mettermi un attimo di nuovo a lavoro e se Ah, mi vabbè, serve vabbè. qualcuno ti chiamo. No, dico se vuoi, vabbè, ma adesso se tu vai all'officina, io se vuoi vengo con la Twingo, gli possiamo dare una ritoccatina. Non so se c'è qualcuno in officina? Sì, io. Ok, ok. Sì, ci sta qualcuno. Ma ti vorresti modificare Dai. quello, no? Cioè, almeno mi serve Oh, un pochetto per dopo farla cerchiamo di camminare, farci un perché se va a gambetto, fare qualche non so. rapina,
E quanto vorresti spendere, scusa, per la macchina? Quante ne hai? Non lo so. Guarda, il problema è che mo c'ho ancora da ripulire qualcosa, quindi mo per il momento C'hai i c'ho soldi su una sporchi? cinquantina. Sì, Assai sono? no, sono 100, non mi ricordo, un 100.000. 120. Che Un palle, 50 e 50 ti va bene? O è troppo? 50-50. Ancora niente. no. Potrebbe andare pure bene. Eh, Però quelli lì ho fatti con mio zio, quindi dovrei aspettare un attimo che entra e ne parliamo con lui se vuoi questa cosa. ok. Allora... Vabbè, dai, ci sono ancora... Li posso anche pulire. Altrimenti... Eh sì, mo lo sentiamo appena arriva, dovrebbe arrivare a breve. Vabbè, dai. Allora, fammi fare un salto in officina. Che in realtà devo modificare anche Sì, sta moto. questa è bella in culo, eh. Sì. Devo ancora andare a prendere la patente della moto, mi sa intanto me la vado a prendere, va. Vabbè, ci sta, dai. Sempre utile. Io sto provando a prendere quella dell'elicottero, fra. Ma spendo Mamma mia, 10k ogni com'è? volta. Ma non riesco mai. Porca puttana, è difficile, eh? Sì, è difficile. Perché ci Porca sono domande di puttana. fisica e non sono ferrato. Questo è un bel problema, infatti. Vabbè, oltre a quelle Vabbè, di io fisica ancora... anche parti di elicottero, ma che io non so. Vabbè, certo, certo. Io ancora ce l'ho rimasta un po' lontana. Vabbè, dai. Chi lo dice, magari ci fai una prova e a culo lo passi. Magari mi va bene, sì, sì. Ma io l'ho provato tipo saranno un 5-6 volte, boh, non lo so. Spende più Sempre. soldi per fare sta patente che resta. Costa un sacco anche, sì. Ci sta, ci sta, ci sta. Eh, Ma te da dove sei fuori città originario? Andrea, vicino a Bari. Ah, di Andria. Ah, ok, ok. Sì. Io sono nato a Taranto. A Taranto. Sì, sì. Ok, dai. Però, dai, se Ci sentiamo becchiamo, più dai. tardi. Sì, sì, Dai, sì. anche più tardi faccio un salto lì, ci sentiamo, insomma, se Sì, vogliamo dare pure una ripulita. Vabbè, dai, va ci bene, va sentiamo tra un bene. po'. Bello, Ok, bello, a dopo. ciao ciao. Passaggio vuoi? In realtà. Eh, però ti devi mettere in sit. Dove ti voglio accompagnare? Qua? Qua, sì, è questo, è questo. Senti, Sto scocciando. Top. oh, ma un attimo un'occhiata qua Ok. quando voglio vedere in ritorno. Ciao ciao, bro. Grazie, bro, a dopo. Ah, ecco, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro,
con cui ci si riesce appunto ad esempio a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto. E potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.